Che fai? Eh? Che fai lì sopra? Secondo te? Secondo me è meglio che scendi. Lasciami stare! Vattene! Non mi riconosci, vero? Dovrei? Spiacente, ma noi non ci conosciamo. Mi conosci, anche se non mi riconosci. Scusa, gioco di parole. Comunque sia, io ti conosco benissimo. Ah sì? Perché chi sei? Gesù, puoi chiamarmi Gesù. Gesù. Sì, mi chiamo così. Ti ho detto di starmi lontano! Vai a rompere da qualche altra parte! Lontano da me! Ah, e il nome d'arte che hai scelto per fare questa buffonata non mi fa per niente ridere. Io non mi chiamo Gesù, Ora ragioniamo. io sono Gesù. Sappi che se anche adesso ti butti e muori, non ti liberi di me, sai. Mi trovi anche di là. Allora, vuoi che me ne vada? O ci facciamo un caffè? Ah, naturalmente pago io. Vada per il caffè. Però dove dico io? Perché, visto che per me sarà l'ultimo, vorrei almeno berlo buono. Ti do 5 minuti. Quello che non capisco è che sei tu che mi hai cercato. Io? Questa notte. Io? Non mi ricordo niente. Alcolici. Servono a questo, per dimenticare. Comunque che te lo ricordi o no, hai pensato a me. Hai detto, Dio, dove sei? Eccomi qua. Stai pensando che potrei essere veramente Gesù, vero? Ti aiuto io. È 3 giorni che non chiudi occhio solo al pensiero di questa notte. Poi il tipo che sta dormendo nel tuo letto è sposato, ma non con te. Porta il 37 di scarpe e impazzisci per Whitney Houston e per il Cran Caramel. Odi il sedano e il prezzemolo. Va bene. Cosa dovrei fare? Inginocchiarmi? Chiederti perdono? Male non ti farebbe. Ma non sono qui per questo. Sono qui per ascoltarti. No, per favore. Ti racconterei solamente di cose che, se sei qui, sicuramente conoscerai benissimo. E poi sono troppo triste per... Ti amo, Barbara. E sono qui per dirtelo ancora una volta, con la speranza che non sia l'ultima. Poi potrai decidere se accettare il fatto che non sei sola oppure... Vabbè, purtroppo l'alternativa la sai. Quel giorno, sulla croce, è tutto vero. Quel giorno a Gerusalemme fu durissima. Padre, che dolore. Sembrava non finire più. Pensa che un soldato romano si è persino rotto un polso per la forza con cui mi dava le frustate. Ma più delle frustate, più dei chiodi, più dell'umiliazione di essere là appeso, davanti a tutti, come se fossi un delinquente. Ero distrutto nel vedere da chi mi arrivavano le bugie, gli insulti, gli sputi. Quelle stesse persone che avevo sempre amato e che continuavo ad amare in quel momento mentre mi stavano... Quando raccontano la mia storia o fanno un film su di me, tutti si chiedono com'è possibile, com'è potuto succedere. E poi lo fanno ancora. E ancora, e ancora. Perché? Perché hai lasciato che tutto ciò succedesse? Perché? Se tu avessi un figlio capiresti. Che saresti disposto a strapparti il cuore
se a lui ne servisse uno. E con papà abbiamo fatto questa scelta. Cuore per cuore, vita per vita. Anche per la tua, naturalmente. Come ti comporteresti se i figli che tu stessa hai dato alla luce per farti e farli felici ti rifiutassero? Ma adesso basta essere tristi. Sai che ricordo come se fosse ieri quando con papà abbiamo deciso di fare il mondo. Ogni volta che creavamo un animale, pensavamo alla faccia che ogni singolo bambino avrebbe fatto. Anche la tua, naturalmente. E devo dire che l'ippopotamo ha avuto un certo successo. Ippopotamo. Non mi sono mai allontanato da te un solo minuto. Sempre lì vicino. Ti ricordi quando sei caduta nel bagno di tua zia Rosa e ti sei tagliata lì sulla testa? Tutti dicevano che ancora per un pelo ne avresti perso l'occhio. Tu non puoi ricordare, ma tuo zio ha gridato addirittura al miracolo. Erano stati 2 angeli che ho mandato io. Scusa, puoi ridarmela? Sai, ci tengo molto. Ce l'ho di tutti voi, sai? Che spavento mi hai fatto prendere. Ho sempre messo sulla tua strada un sacco di persone giuste al momento giusto. Ho perfino pompato di rosso un sacco di tramonti per farti sentire e ammettere che esistevo. Ecco, i 5 minuti sono passati. No, fermo! Cosa fai? Non fare stupidate. Non voglio che ci vada di mezzo tu. Si chiama sostituzione. Non preoccuparti, tranquilla, l'ho già fatto una volta. Funziona. Mi prendo io tutti i motivi che avresti voluto uccidere con te. E li uccido io, con me. Tu devi solo credere che è vero. Soffrirò? Forse. Ma tu avrai salva la vita. Ripulita da ogni tristezza, depressione, colpa e tutto il resto. Tornerai come la bambina spensierata che eri. A me l'idea non dispiace, sai. E poi, come ho detto, l'ho già fatto una volta. E se per salvarti hai bisogno che lo rifaccia, non c'è problema. Va bene, Nazareno. Hai vinto. Accetto lo scambio. Quindi? Mi butto. No. Va già bene quello che hai fatto tanti anni fa sulla croce. Bentornata a casa. Adesso posso andare. E io come farò? Vai e vivi la tua vita. La tua fede ti ha salvato. Dai, adesso ci sentiremo, no? Scusi. Prego, il suo caffè.